Uno, due, siamo tutti presenti, quelli che dovevano esserci, e quindi noi dobbiamo spegnere le luci, Luciana, o no? Così va bene, no? Spegni è meglio. Se spegnete quelle due luci qui, spegniamo anche questa? Vediamo come va meglio. Vediamo.
artigianale di danza e la musica era di Richard Wright. Richard Wright è un autore contemporaneo americano che abita tuttora a Roma, è bravissimo. Il tema, come avete visto, è l'albero. L'albero, avete capito che la morte, diciamo, l'albero, morte, quando viene suicidato, sì, ucciso io dico, o si suicida prima del tempo, prima che loro lo uccidano. Grazie. Grazie. Allora vi chiediamo lentamente di girarvi tutti da questa parte, perché così vediamo anche le foto, se ci sono. E insomma lo dite a voi perché purtroppo il lavoro è stato un lavoro artigianale, come vedete col libretto, no? Adesso poi facciamo il giro di nuovo. Adesso io faccio il giro delle foto, l'Antonella Barina adesso apre questo incontro spiegandone l'origine, che è molto lontana, le radici. Antonella Barina. Ciao a tutti, il percorso è stato avviato nel 2001, ma sicuramente l'umanità, i poeti agli alberi avevano già dedicato fiumi di parole, di sentimenti e di pensieri. Comunque il percorso alberi parte nel 2001 e aveva come scopo il diffondere la sensibilità relativa al fatto che l'albero è una creatura vivente, non è solamente un elemento dell'arredo urbano che si strapianta e si ripiantuma, così come se fosse, perfino la pietra non dovremmo permetterci di trattarla come la trattiamo, così di toglierla alle montagne. Però l'altra caratteristica di questo percorso è stata il suo nomadismo, ossia io l'avevo avviato, ma già subito, per esempio, era stato ripreso da Giorgia, quindi più persone lo fanno proprio, come in questa occasione è la prima volta che c'è la danza. Ecco, in questo caso qui ci eravamo rivolte con Giorgia a Michele, abbiamo detto perché questo spazio è bellissimo e quindi lo sta facendo lui arricchendolo con nuovi contributi. L'importante è dopo riconsegnare ad altri questa cosa e poi tornerà. È anche un esperimento tra virgolette politico di una cosa di cui non ci si impossessa, ma che si rende, come sarebbe bello che le amministrazioni venissero anche rese tra persone e cose diverse. Ecco. L'altra cosa che Michele, l'altra persona importante che Michele porta è qui, è Gigetta Pagnin. Anche questa è una novità, non è mai stata fatta una presentazione individuale, però Gigetta, che io ricordo come assessore alla cultura ancora della provincia, ciao, e come assessore alla cultura della provincia, mi ricordo ero andata a trovarla istituzionalmente e lei mi aveva dato 3 libri di poesia, è lì presente. Un applauso a Gigetta. Mi sembra di aver ricordato abbastanza. E dopo la sentirete, insomma alla fine è dedicata a lei. Grazie di essere qui. Qua che tanto sarai tu la prima. L'elenco dei poeti e delle poete è qui nella prima pagina, li abbiamo messi tutte con un paio di errori, almeno, forse, una omissione che è una... Danita Menegozzo, guardate che meraviglia questo. Un futuro albero. Un futuro albero. La poesia. Allora è presente qui? Sì, è presente. Maria Carla. Purtroppo c'è stato un passaggio e questa non c'è stata. E poi Roberta Vasselli, anche lei ha avuto la sua poesia dimezzata, mozzata, la leggerà tutta ovviamente, ma adesso sì, decapitata, adesso sì, esatto, di potare gli alberi. Si è votata la mia, giustamente. Comunque la bellezza di questa, che scusa se hai praticato l'autoeditoria così, anche se a nome collettivo, è che ci si può tornare sopra e potrai anche diffondere un PDF in modo da farlo girare in rete. Ecco. Bene, grazie. L'idea è stata appunto, come diceva Antonella, di riprendere questo percorso di amore per gli alberi con i nuovi alberi, perché è terminato un decennio di lavoro
ci siamo promesse di fare un altro decennio se ci arriviamo. Il vecchio, se volete, lo trovate comunque in internet in PDF, lo potete regalare, è un librone con 128 poeti, lo potete regalare, però adesso ricomincia una storia nuova da qui oggi, insomma. Per questa manifestazione ringraziamo tantissimo la nostra amica Luciana De Fanti, che ha voluto essere presente con questa sua coreografia dedicata agli alberi, proprio agli alberi che stiamo continuando a tagliare, come si diceva prima. Quindi grazie di questo pensiero e di questo inserimento oggi. E un grazie particolare a Michele, che era stato la sua prima pubblicazione degli alberi è quella che aveva dato inizio 10 anni fa a questo percorso. Un libretto che potevo portare qui veramente, ma... E fatalità, ti ritrovi ad essere quello che ridà l'avvio ai nuovi alberi. Coincidenza non cercata, ma... no, come non cercate? Ho già detto tutte le poesie. No, ma nel senso, no, invece 10 anni non ci avevamo pensato. Che no, invece sì, cioè, perché Michele è stato negli anni sempre molto fedele, anche quando è stato nelle istituzioni, è stato fedele anche al dettaglio. Cioè io sono qua con questo in mano, non sarebbe capito in un momento più istituzionale. Quindi Michele aveva avuto la fiducia ai tempi, con le pubblicazioni che faceva, gli era stato consegnato tutto il corpus delle 32 poesie che dovevano essere 33 e forse questa volta le abbiamo anche superate, ecco, e quindi proprio era stato scelto come editore di qualità. Editore, ma però in questo caso anche autoeditore, perché si vede. Se poi ci farete sapere gli errori che ci sono, promettiamo che la prossima volta li correggiamo. Insomma, avendone fatte solo 100 copie, si può farne poi altre 100 rivedute e corrette, insomma. Oltre alla danza, questa volta abbiamo la fotografia. Ci scusiamo anche per questo, non siamo riusciti a preparare con il nome dell'autore sotto. Comunque, ditecelo voi per favore. Ma abbiamo ritenuto così interessante e piacevole, assieme alle parole poetiche che parlano di alberi, vedere le immagini di alberi. Cominciamo subito con la prima poeta, che è Antonella Barina. Quando dici una parola è come piantare un albero, un seme piccolo che cresce, una goccia che nutre l'oceano. Quando la tua parola è avvelenata, quando non riesci a pulire la parola, allora pianta un albero, la parola fiorirà. Brava! Adriana Bertoncin. E questo di chi è, questa foto? Sì. Eccolo. Walter. Marco di Suola? Sì. Bosco di pietra. Alberi, fiori di gelo, di brina. Alberi di ossute spoglie, filari diradati, solitari dentro le foglie. Alberi lungo le vie, desolati ritagli di sole. Alberi bruciati dalla furia di un vento cieco. Alberi sostituiti dalle corse sfrenate, dai piloni del tempo. Alberi a battuto respiro di un losco sistema. Alberi che avanzano come un bosco di pietra verso un relegato futuro, unica nostra riserva. Sabina Biasuzzo non c'è, la sua poesia si chiama Il ciliegio. Un ciliegio fiorisce, magnifico, al limitare del parco ferroviario, tra macerie di binari e rifiuti abbandonati. Anche dalla bruttezza più estrema,
può nascere un momento di poesia. Michela. Il deserto. Ti hanno tagliato in fretta, facendo sparire tronco, rami, fogliame. Davi troppo fastidio. Non sopportavano quella tua mania di gettare per terra le foglie. Non sopportavano gli stormi in chiassosa allegria che in frotte venivano a dormire da te. Troppo rumore, troppo disordine, tutti quei rami vicini alle case, un invito per ladri e gattacci a usarli di notte e di giorno. E i fulmini, oh i fulmini, che mirano gli alberi ma possono incendiare le case. Ora stiamo tranquilli, ogni cosa è al suo posto. Hanno fatto un deserto, lo chiamano piazza. Giovanna Businello, tutto finisce. Un albero, fino ad ieri frondoso, sicuro abitacolo per uccellini, meta serena per mamme e bambini. Protende i suoi rami, ormai rinsecchiti, verso un muro umido e diroccato, quasi implorando un qualche aiuto. Non rattristarti, amico mio, il tempo non ha preferenze per alcuno. Tutto e tutti hanno una fine. Per noi non c'è più futuro. Godiamoci il presente nel ricordo del passato. Di chi è questa? Questa meraviglia? Di chi è? No, la foto. Non è di Walter, no? Vabbè, pazienza. Di Alessandro Cabianca, Furori. Vi manda i suoi saluti, ma è a letto col mal di gola. Furori. Gli alberi che accendono colori ad ogni primavera, indefinitamente uguali. I furori che prendono al mattino, se voci metalliche danno il conto degli ammassamenti, inutilmente uguali, le foglie che cadono ad ogni autunno e ripetono il rito della vita, le urla delle madri quando smetteranno di dare figli alla guerra. Lorella Cecchini, prego. Ho detto giusto, scusate, scritto Cecconi. Ah, un altro errore di stompa. Con la poesia Cecchini allora. Alberi. Se correggete voi la vostra copia, Lorella Cecchini. Qua possiamo prestare la penna a tutti. Dovrei scrivere troppo io. E questo invece un albero. La devo trovare. Non mi alfabetico. Pagina 7. Allora, alberi come secoli, alti e muti sovrani, impavidi spettatori, silenziosi e presenti, inosservate essenze, scontate entità, ma liberi come respiro, scivolano nel tempo, mettendo radici, passano oltre i nostri sguardi, fermi e immutati, tornando dove erano prima, più di noi, più dei giorni, attraversano l'anima senza ferire, perseveranti ombre, generose freschezze, accarezzano le sagome, oscillando al ritmo delicato e semplice di ogni singola piccola foglia. Grazie. Leda Cossu, Garden, Sweet Garden. È la mia prima volta, non sapevo che scrivere poesia è tantissime, l'ho scoperto quando me l'ha detto, ho detto, ma guarda un po' quante ne ho scritto. Sì, lei ne ha mandate 5, ma ne abbiamo pubblicato. Allora, Garden, Sweet Garden, differenti piante e radici, un unico giardino sotto.
di differenti piante e radici. Un unico giardino sotto lo stesso cielo. Dovrà pure avere un senso la vicinanza tra la vite e l'albicocco, l'ulivo e il gricine, il calicanto e le ortensie, l'egevozia papirifera, la pianta della carta. Come ha un senso il mio incontro con loro? E quale senso per la vicinanza tra gli umani, nel giardino del mondo, che non sia solo un tempo tra la veglia e il sonno, di apertura e chiusura di porte, impegni, scadenze, mandati, se non un irresistibile cercarci, un dialogo sempre aperto, anche tra il sonno e la veglia, a partire da sé, da Dio, dal consesso umano. Quale senso ha una relazione fra viventi H24, se non una scuola di vita, una ragione d'amore? Abbiamo anche l'accompagnamento musicale di Ulisse Fiolo, poeta e musicista e operatore culturale. Non so se sia presente Aileen Raquel Carbonell Ollao, non c'è, allora scusatemi, non ve la leggo perché è spagnolo. È lunga in spagnolo, è meglio. Anna Maria Ciaravella, eccola qua, vieni. È silenzio nel bosco. E silenzio nel bosco. Attimi, frammenti di attimi. Il tempo si è fermato. E silenzio nel bosco. Steli, foglie, fiori, muraglie verdi di frascame, macchie, tronchi avvolgono il bosco come un tappeto di velluto. Silenzio di foglie bagnate, lucenti riflessi di luce velata, ombre di luce nel bosco, sentire il cuore della terra palpitare, il respiro dell'aria baciata dal sole, emozioni scivolano silenziose nell'anima, sospesa nella magia di un sogno, nel silenzio scorre il sangue, linfa vitale sul tessuto verde del bosco, custode il segreto del tempo. Non vedo Carla Eligi con la poesia Alberi. Abita a Marghera, quindi questa poesia è dedicata sicuramente a Marghera. Questa bella cittadina di verde regina gli alberi perde, meschina. Come denti cavriati, arbusti, platani e pioppi, li ha levati pensandoli troppi. Mai bocca sdentata sarà bella, né questa città senza le sue piante è più quella. Fabia Genzovic, anche lei è a fare la nonna oggi e ci ha mandato la Betulla. Alla soglia del cielo, dove la tundra si spinge, l'argentea betulla sorregge tra alti rami il volo misterico degli sciamani. Gennari Maria Carla. Secondo di chi è questa? Come ti chiami? No, questa è la foto. Quando chi... Ah, lei da. Una Fusina, ok. Vieni Maria Carla, vieni a Questa farti anche lei da. A Fusina. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni. Anche perché una di quelle buonissime torte l'ha fatta lei, quindi si merita un applauso. Il segreto del bosco. Nel bosco il silenzio allargava a cerchio il profilo dei rami. Tracce di favole incerte muovevano le sagome degli alberi. I grossi tronchi, sfiorandosi, alle foglie tremanti bisbigliavano. Esiste forse un segreto nel bosco? A Nenia il vento mormorava,
Voi alberi siete buoni, donate fiori e profumi, con le radici dai muscoli forti trattenete il terreno in pendio, vi opponete alle valanghe, risanate l'aria regalando la resina dai profumi balsamici, utili quando l'uomo ricava ogni cosa di cui ha bisogno, e benedetti se le meraviglie del cielo e della terra raccogliete dentro di voi. Nel bosco, in silenzio, un rosario di infinite preghiere, leggere come semi di pioppo, si posavano sull'umida erba. Il vento accarezzava l'aria, che si era fatta più azzurra, e le stelle tutte, scese in ascolto, incalzava con l'ultima sua melodia. È del vostro legno, o alberi, la croce santa che gli uomini hanno posto sulla via del ritorno. Alberi, fratelli pazienti, voi sapete che solo nel vostro silenzio gli uomini ritroveranno l'amore e la verità che invano e da molto cercano. Grazie. Adriana Gloria Marigo. C'è? Vita d'albero. Ti afferma la terra equinoziale, ti sottrae il cielo della Vergine per vegetali gradazioni all'incontro di cielo e terra. Corrono ottave di voli, circonferenze di tempi, nascoste percorrenze liquide, fino al delta del vibratile verde. Adriana Gloria Marigo. Ulisse Fiola. Ulisse Fiola. Io avevo mandato a Giorgia anch'io delle poesie, anzi ci tenevo perché gli alberi sono uno dei... No, non ci sei. Ce l'hai qua? No. Quindi gli errori sono almeno 3. Inseriremo anche la prossima e faremo la ristampa di Simona.
secca, non frutta. Parlando con la pioggia, oggi il ciliegio che ho piantato in giardino mi diceva che bisogna fidarsi, anche se brutto, il tempo sa ben più di noi sui fiori. E quindi accettiamo questa pioggia con fiducia. Di Alessandro Mattiassi, 4 versi. A. Il giovane alberello, gli stessi occhi di tutti gli altri cuccioli. Umberto Marinello, Ode all'albero, che è maestoso, immobile, negli assolati, sonnolenti pomeriggi estivi, tu sparga la verde quiete di fronde, che frescura danno e sollievo all'esausto pellegrino, o che dei timidi germogli rugiadosi la delicata fragranza amabile largisca, o che nel vortice profondo della bufera pauroso oscilli sfidando l'impeto che tutto travolge annienta, o che spogli i rami, assalga con scure spettrali sagome nel nero della notte fonda, del viandante l'animo inquieto, o che dei 1000 colori autunnali tu inondi le brulle terre e l'aere, sempre di sublime bellezza sei l'implacabile emblema. Smarrisce l'animo e si perde per tanta maestosa altera possanza. Sconvolta rimane la mente, docile s'annulla, libera si libra sull'alte vette, di là dal dove, di qua del quando, succuba s'assorbe nel seno profondo silvano. Lontano paiono e vani i crucci banali del giorno, e dentro e fuori domina il silenzio, e nella pace avvolge lo spirito già domo. Il silenzio si fa mentale, e dal silenzio assenza nasce un'entità che è onirica identità con la natura. Un dolce morire da uomo per un risveglio nel tutto. Anita Menegos. Questa foto è di qualcuno di voi? È bellissima, no? Vero? C'è qualcuno che ha visto la sua foto nelle ultime 5-6 che ho fatto girare? No? Ok. Ci sono quelle della Simonetta Borrelli. Poi ne mancano una metà ancora. Ah, ecco. Sono l'albero carne di legno. Se vuoi leggere questa storia. Sono l'albero, carne di legno. Nei miei cerchi conservo l'eterno racconto. Sono carne di piume che parte d'inverno. Sono l'albero, carne di legno. Nel bisogno mi stringi nel pugno e mi chiedi di farti sostegno. Sii benevolo a questo mio mondo. Non seccare o sporcare il mio stagno. Sono l'albero, carne di legno. Un segreto ti svelo, un segreto rivelo, un prezioso segreto ti insegno. Non respira la carne di carne dove spegni la carne di legno. Fatti carne di sogno, materno ogni giorno, sarà il modo più degno di lasciare il tuo segno in eterno. Per chi offende il mio regno, sarà invece lo sdegno in eterno. Allora, ieri Anita ha ricevuto un primo premio, quindi un applauso comunitario. Il giorno prima ai giardini so che ti hanno fatto una gran festa. Sì, ecco, per il suo nuovo libro. E volevo dire anche che insieme a me ieri c'era la Zancanaro, eravamo in 2 a prendere Il premio, bene, 2 nostre concittadine. Per cui siamo forti. Grazie.
quando qualcuno di voi vede una sua foto, alza la mano così poi glielo diciamo. Annalisa Pasqualetto c'è, con Pioppa. Io posso anche tentare di leggere il dialetto. Se... No, ma non si può. No. Chi sei che legge? Se qualche tu mese meglio? Indietro. Voleva dire? No, non la vedo. No, siete proprio piccoli. Vai, Giorgio. Allora, la leggo. Va bene, dai. La leggo? Pioppa. Oh, scusate, da brava ferrarese leggerò il dialetto veneziano. Vardo, naveccia Pioppa, cresua romita, ugnola, sull'alzare di un fosso, a segnare un confine, un bivio, un ponteseo, e una casa che solo par via della c'ha importanza. Mi piace tanto mirarla fra le tante albare, gasie, morari, fighieri, catalpe, la se distingue, la ga portamento, autorità, eleganza, la se forte, alta, granda, dritta, severa, eppur la se lascia spetenar dal vento, la zoga con lu e le soffoge tremola pianetto, se lu le caressa de mattina buon'ora. A guardarla, anche da distante, se può misurare stagione. La se bella d'estate, più bella d'autunno, con la diventa tutta de oro, e la par un sol che traslusega sul prato. Po' d'inverno la ciapa in sonno, ma arriverà le speranze della primavera, sarai dentro le soffogliette nuove. Go sempre paura che un giorno a qualche dunque venga l'idea di buttarla su. Allora il suo confine diventeria deserto e tristo, sarebbe come perdere per sempre un'illusione, una certezza. I miei sogni non si punaria più tra i suoi rame, che si slonga alte, che li porta dalla terra al cielo. La tristezza dell'albero di Mara Penso. La tristezza dell'albero. Scende dai rami, tristezza d'albero. Diventa solitudine il silenzio, mentre le fredde dita s'allungano a cercare invano attorno calore. Evanescenti ricordi affiorano, nella nebbia tristemente danzano, d'obliate foglie il rimpianto vive di quando al vento ignare stormivano. Ora muore nella fievole luce la speranza di vita, mentre trine di ghiaccio avvolgono anche l'anima. Silenziosa la nebbia stende il velo, pietosamente copre nudi rami, e nel silenzio tristezza d'albero. Questa volta la foto era proprio quella giusta. Gigetta, ci leggi la vita? È piccolina piccolina, quindi leggiamo quella dell'albero che è meglio, sì. I ferri del mestiere mancano. La vita. Con l'ultimo sol di stato, pittura e arida,
de un color che l'indora, e poesie maura come grasti de ua, però e se vendeva da solo. Albero verde, che sei verde ombra d'amore sui verdi corpi terrestri, che aliti un verde sorso d'acque stillanti in corse temporalesche, che scontri il vento e lo stremi in sperdute ramaglie, smarrito ragazzo in vortici labirintici, albero più verde del verde remoto che ti aperse alle origini, quando muschi, licheni e bolli carpivano farfalle con bocche palustri. Ora nessuno ode il tuo grido sepolto, se a sterminio, e in eterno ti tormentano i termiti e tu resisti. Allora, di Rosanna Perosso, che oggi sta presentando il suo libro a Padova, Lasciami il tuo perdono. Lasciami il tuo perdono, inatteso, lo poserò nella musica di una pioggia contesa tra il monte e la valle. Vive altrove il mio nespolo, si è reso contento già ieri alla vista di nubi distratte. Sai, s'abbevera nello spazio di un vaso. Chissà le prodesse se il suo corpo approdasse alla terra d'un campo qualunque. Cammino anch'io in un recinto consunto, ha soltanto cespi di petali rossi sospinti alla follia della vita. Viviamo entrambi per l'ora celeste, con la sete per un domani di calma. Oh Dio, Dio, questo tempo infedele ha reso scuro il vapore, ha dato volti assaliti dal male. Ho nel cuore una chiazza d'inferno, un incalzante infelice presagio, e m'arriva nell'oro del giorno una gioia puntualmente punita. Ma ancora mi gira la voglia di riamare l'alba e la luna sempre decisa a prendersi nell'ora sottile il mio sguardo e a schiudermi piccole, angeliche tracce di luce. Aurora Pianalto, non la vedo. Il pioppo, questa volta i pioppi hanno ispirato molto. Oggi il mezzogiorno quasi brucia e manda via le rondini che giocavano nel cielo del mattino. La mia anima ha un tempo lungo a quest'ora, come quella del pioppo, che al sole si illude delle ore future, di nuove e diverse stagioni. Sogna il destino dell'estate e poi le trame nude dell'autunno. È un salice di Mara Penso. Oriella Pivato, eccola, La quercia. Quercia, allargo le mie braccia, mi stringo a te con forza e ti rubo l'energia che tu sola mi sai dare, perché un po' di te è in me
quando, nonostante il peso, alzo ancora le mie braccia come tu iranno il cielo. Mi imponi la tua calma, mi insegni la pazienza e distilli in me il coraggio, verde quercia, grande e saggia. Di Vittoria Pisano, Riposo degli alberi, legge Mara Penso. Se non cado. È in crociera. Costa. Può essere. Riposo degli alberi di Vittoria Pisano. Il sole sarà più breve quando verrà l'autunno. Gli alberi, vestiti di giallo, al pallido sole sembrano dorati, vestiti di rosso sembrano un incendio, aspettano la morte. Quando verrà l'autunno, una pioggia di foglie formerà un soffice ed effimero tappeto sulla terra quasi indurita. Pochi alberi avranno le vesti verdi, si udranno gli ultimi canti d'addio di rondini ritardatarie accoccolate sugli alberi di brina, quando verrà l'autunno. Quando timido, con passi felpati, arriverà l'equinozio di primavera, il pesco e il mandorlo si copriranno di piccoli fiori, si vestiranno di rosa. Il melo avrà le sue candide vesti. Le rondini torneranno alla nuova primavera, canteranno festose tra betulle, faggi, tigli, carpini e noci, e tutto si risveglierà alla novella vita. Una poesia mia dal titolo Lunghe le braccia. Musica, maestro. Silenzio. Nella notte osservo nel cielo la luna, non voci né suoni a turbare l'incanto. Anche voi, bianche betulle, tacete, allungando le braccia per toccare frammenti di cielo. La lepre annusa profumi celati in batuffoli d'aria. Anch'io allungo le braccia a toccare il profumo del cielo. Allungo le braccia e accarezzo un piccolo ramo. Tace il gufo, con gli occhi monete, controlla la notte. Io allungo le braccia a cercare sorelle. Allungo le braccia e colgo il mio mondo. Maurizia Rossella di Padova, Se penso a un limone. Vedo una pianta cresciuta nelle sue 4 stagioni, una pianta salda e vera, non solo l'idea di una pianta. Del limone sento il profumo. Afferro il frutto, lo taglio a metà e trovo i semi tra gli spicchi a raggiera, bianchi nel giallo trasparente. Gengive e lingua cantano nel palato. Un giglio e camomilla non sapevi di avere, cose effimere in vaso che buone torneranno, profumate al risveglio di caffè latte e miele nel ronzio delle api. Un giglio e camomilla, rose e un fiore bianco mai visto prima d'ora, esiste solo un giorno, è il sorriso di un bimbo, ripaga dei 1000 pensieri affastellati nella mente, recando disturbi alla calma, quando il giocoliere felice distoglie da mediocri occupazioni e dice: mi mangio una zucca e divento un sole. Non c'è un salice, per favore? Il salice e l'acqua di Giacomo Soldà. Legge Mara. Là in fondo vicino all'albero. Sta sostenendo l'albero.
Il salice e l'acqua. Dall'argine del fiume, un solitario albero, con le chiome sciolte al vento, si specchia in quello che è anche il suo calvario. Con le spalle chine, il salice piangente guarda scorrere il liquido rosario di giorni d'acqua che incessantemente scavano solchi sulla sua banchina, tant'è che ormai si regge malamente e sta per scivolare lungo la china. Con le radici esposte alla corrente, sente che la sua fine è ormai vicina e la linfa sembra fargli presente che in fondo lui, per tutta la sua vita, ha accarezzato l'acqua con le fronde e forse di lui l'acqua si è invaghita. Portandolo con sé lungo le sponde, adesso è lei che lo vuol cullare, fin dove il cielo col mare si confonde. Isabella Sordi che è in gita con la scuola prima dell'inverno. Nudi s'arrendono al cielo con braccia protese gli alberi. Solo il salice piange la sua colpa. In fuga l'uccello rapace e noi, ultime argentee foglie, ancora in cerca di luce di vento. Ah, la nostra vita, governata da numeri e stelle, ricamano i pioppi l'inverno su nuvole grigie. Di Grazia Tonello, Alberi d'inverno. Impigliata tra i rami sfogli di bambagia dondolano al vento gelido, camminando verso la luce in una rosa rossa dal cielo bruno. Strappato alla terra un cherubino, nella nebbia soffusa l'eletto. Improvviso scoppio di fuoco all'insolito amore in una vecchia cesta. Di Roberta Vasselli, Temporale di neve. Non la trovate perché appunto è stata amputata. È la seconda metà quella che trovate. Errori. Allora, questa è dedicata, questa poesia, se vi ricordate c'è stato un temporale particolare, appunto l'ha dato l'11 febbraio, era un temporale di neve, che ha contribuito ovviamente a decimare ulteriormente gli alberi, cioè dando una mano all'uomo, quindi mi è venuta l'ispirazione. Temporale di neve. Ombre allungate su paesaggi come sonno eterno, provvistano con mani di stelle filanti, erano circospette. L'illusorio viene in segreto, camuffato da granello ghiacciato, sbuffa sfrontato nell'aria, cade sul cranio nudo della notte, a travolgere milioni di falci, glaciale filo di perle al collo ferito della terra. Neve pesante, un dormire amoroso, su zolle increspate al cielo vetrifica. Nel vento che urla il sapore del fulmine scandisce il ritmo del tuono, improvviso e insolito. 11 febbraio 2013. Cadono come soldati bianchi, piegati, vittime sacrificali. Cadono sotto lame di neve pesante, alberi senza nome, dimenticati da sempre nell'esistenza breve di quest'alito di realtà. Che ne sai dei petali di primavera, del risveglio della terra, il 21 marzo? Motoseghe astiose decimano nel sole tiepido e dopo tempesta la pietà. Grazie. Katia Vigato, non c'è, incontro. Guarda in alto il bambino e trova gli occhietti del cardellino. È uno scambio di emozioni, un incontro così birichino,
in cui l'amico albero è il paladino. Passo doppio, una danza al sole, melodia di luce, ombre e colori, dispensa di erbacei sentori, regalo per umani avventori. Vento ulula, altre stagioni, nude braccia, lunghe notti di luna, brina ricama dai ragni la fortuna, neve bianca sulla corteccia bruna. Giorno si allunga, pioggia lieve, penetra nella terra, in ogni fessura, linfa per gemme di timida paura, calore che abbraccia e rassicura. Nuova veste, l'albero si trova un adolescente, ora appare impaziente di tornare, con la luce dell'estate a danzare. Speranza Visentì, vieni Speranza, vieni qua però. Dai Speranza, dai. Alzati in piedi. Vuoi leggere da lì? Dai. Sì. No, c'ha male una gamba, dai. All'ombra dei pini, quando il sole d'agosto sale a picco ad arrovitarne la calura, per voi è un piacere offrire in dono la frescura. Gli ali dei pini pettinano l'aria, a transitare il vento tintinano le foglie, tristi ricordi, come gocce di resina, sgorgano copiose le ferite. Braccia resinose m'accarezzano il vento, parlano i rami al mio cor contento, ritornano sereni i pensieri a voi e ascolto gli uccellini cimbettare, le rondini, le pagliuzze vanno a cercare, scorazzano gli scoiattoli, a ricercare i pinoli dentro le pigne e a rosicchiare. Nell'ora dell'addio passano gli anni, arrivano gli acciacchi e la voce fa tremare. Gli alberi gialliscono e i rami dissetano. Una nuvola nera sul mio viso sento attraversare. È una sera a recidere i rami cerchieri, ma la fine per voi non è congiunta. L'inverno a riscaldare il cuore accanto al fuoco, i bimbi ascoltano la storia ancora per un po'. Di Laura Voghera Lussato, Corvessoli. L'estate ultima di San Martino dona il corvessolo, macchia verde scura, e oscillano i frutti, pelo, seppi, rosse palline brunite, rubate da leone, alto, a cavalcioni. Qui c'è più di un odorino da correggere, tante letterine perse. Gianni Vivian, non vedo Gianni, legge Mara penso? No? No. Ok. Tutti sanno delle foreste assassinate, con i complici silenzi del mondo intero, con le multinazionali che arrivano come castighi di Dio, la loro cieca violenza, mostruose lame che sventrano giganti, che urlano come venissero portati al macello, e loro cadono come cadde Golia, trascinando giù altre pianti, nidi di cacatua e paradisei, sfracellano formicai, mutilano gli dei silvani, bulldozer che spingono, livellano, urtano, svellano radici di jacarandà, che spingono all'interno, nel folto del fogliame, i tupì guaraní, richiudendoli come nei campi di sterminio nazisti, come nei gulag staliniani, e poi silenzi di morte, quell'incanto che si rompe di milioni d'anni della creazione della natura, e la pelle di nostra santa madre terra che brucia col fumo che s'alza come dei camini dai crematori, e tutto si livella, tutto diviene effimero pascolo per i padroni degli hamburger e dei fast food. Poco tempo, poi tutto diventa sabbia, l'humus inaridisce, resta soltanto un paesaggio lunare,
dove strisciano scorpioni, dove l'umidità evapora, dove la pioggia non ha più lacrime, dove i raggi del sole spaccano le zolle. Tutti sanno, anche noi che viviamo in questa prigione senza sbarre, intrappolati, marchiati da questo sistema consumistico, marcati sulla pelle con il loro simbolo, col simbolo della bestia, 666, canto funebre, aspettando una lenta eutanasia, seduti chi sulle briciole, chi su montagne di dollari e yuan che non sanno odore. Una musichetta. Piccola pausa. salite il titolo del brano. Allora viene Mara Penso a leggere la poesia di Carla Zancanaro, Tante le chiome. Tante le chiome, vario il paesaggio, santo dell'olivo, da gloria dell'alloro, graficizzante del faggio, etereo del platano, orante del cipresso, a campanile dell'abete, pagano dell'edera e della vite, all'olmo sposa, a cupola del pinus pinus, a pendulo del salice e dell'eucaliptus, possente del castagno, stabilizzante della quercia, cangiante della betulla, ridente della tamerice, virgineo dell'arancio, infiorito del ciliegio, del pesco e del mandorlo, albero, pulsante cuore del creato. Fiorenzo
Zerbetto. Allora, Lorenzo, che legge la sua poesia e che vi dà poi anche un appuntamento fra un mese, domenica 19 maggio, perché qui presenterà un suo libro che ha scritto recentemente del viaggio a Santiago di Compostela. E sarà una immagine, cioè saranno immagini, speriamo che Ulisse si possa sostenere con la sua musica, e quindi lo trovate qui, è il secondo di questi avvisi che vi abbiamo dato prima. In principio era terra di Fiorenzo Zerbetto. Non era uomo. In principio erano piante e alberi e verzura, di foreste, boschi, cespugli, un continuum, pianure, monti, radure coprivano, e i vulcani eruttavano, gli oceani fumavano, e l'aria di veleni tutta saturavano. Alchimia somma di provvida natura. Gli alberi magicamente la pulivano, anidridi e gas letali divoravano, in vitale ossigeno li trasformavano. In principio era terra, non era uomo. In principio erano forse pesci e insetti e molluschi, e prosperavano alberi e fiori e ogni vegetale, decontaminando, vite tutte consentendo, alimentando, fors'anche generando, e altri esseri vennero in quantità, vissero, si moltiplicarono, finanché ingigantendo, smisurati dinosauri divenendo. Godettero dei vegetali, ne approfittarono, divorarono e divorarono, ma alberi e foreste erano più forti. Di perdite ne subivano, e danni e disastri, ma vinceva il bioequilibrio, recuperavano, tornavano a prosperare, e anche i dinosauri passarono. Nuovamente toccò alle piante, crearono ancora paradisi, habitat meravigliosi, prodigi. In presenza di tanto ben di Dio, nuovi esseri nuovi si generarono, si svilupparono. Apparve l'uomo, l'uomo apparve, l'uomo venne, visse, vinse. La terra tutta occupò, dominò, spadroneggiò, tiranneggiò, imperversò, alcun limite osservò. Senz'uomo gli alberi hanno vissuto millenari tempi, ancora possono continuare, floridi, a vivere tempi senza tempo, lussureggianti, senz'uomo possono sempre prosperare. L'uomo senza alberi ha i giorni contati, destino triste, asfittico, avvelenato. Da paradisiaco il suo vivere diviene d'inferno. Non v'è intelligenza in chi si fa così male. Vorrei che Antonella Barina venisse qua a presentare una giovane principessa. Antonella, vieni qua per favore un attimo. Voi non sapete, qui abbiamo la principessa del funambulismo. Me la presenti tu, per favore? Allora sì. Allora è davvero una filosofa, quindi con le parole si va come su un filo, ma lei sa proprio fare funambulismo, cioè camminare su una corda, ed è una cosa, è un modo di essere e di pensare. E allora abbiamo con noi Alice Di Lauro. Vieni qui, dai. Alice, io sono stanchissima in questi giorni. Lei sta lavorando come forma meditativa su una, puoi dirlo te? Ah, sì.
e c'entrava, ma senza voce, ma... ho mancato di fare il contatto. Sì, sì. E poi tu presenti anche l'altro artista che racconta. Va bene. Intanto una cosa che mi è venuta in mente, vedevamo una foto, c'era un pino bellissimo e credo che sia un pino su cui qualche giorno fa Luati era seduto leggendo un libro, un pino del Bissuolo. Sì, brava. Sì, 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 emozionante. E un'altra cosa che mi è venuta in mente è che poco tempo fa abbiamo visto insieme un salice, io e Nduati, che è lui. E io dicevo, ecco, un salice piangente, ci sono salici in Kenya. E lui diceva, no? Questo è l'alpino. Questo è l'alpino. Dove Noi sei seduto? Sì, sopra. viviamo vicino a questo parco. E quindi io dicevo, questo è il salice piangente. E lui diceva, ma come piangente? È lì così. È proprio un... No, se lo guardi da basso lo vedi che piange, se lo guardi dall'alto lo vedi che è aperto. Ci sono due modi di guardare. Bene, grazie. Ci tenevo a presentarvela perché io l'ho vista al Lido di Venezia sul camminare sulla muretta che divide la spiaggia, sui Murazzi, sulla terrazza, sì, brava, davanti al cinema, al Palacinema, e fare una sua performance. Poi ho visto una sua performance ai Frari e tienila presente se vorrai farle fare qualcosa. C'erano chi ai Frari? Giusto, bravo. E poi è un'emozione perché c'è qui Anita, che è la prima persona che a settembre di un anno fa, io ero per caso su una corda, ma lo facevo veramente per me ancora, e lei mi ha chiamata e mi ha fatta entrare dentro una sua poesia, quindi è emozionante ritrovarti ogni tanto. Sì, bene, grazie. Concludiamo. No, parla, io volevo solo concludere perché c'era l'ultima parte con la Gisetta Pagini. No, solamente che volevo solo dire che io non ci sono in questo libretto, ma non ho niente da dire, niente da recriminare perché la colpa è soltanto mia. Michele me l'aveva preannunciato. Guarda, io ho anche portato una tua poesia qua, potresti anche leggerla però io ho portato una tua poesia. No, venivo un'altra. E ora leggi quella nuova, dai. Se volete. Certo. Vai. Ora, Venezia misteriosa. La corte del Duca Sforza si trova tra il ponte dell'Accademia e Palazzo Renzi. E su sta corte non passa mai nessuno. Silenzio del tono. Ogni tanto un fiaderario si s'avverge una finestra. Alti casamenti quel piante a servitù. Se Sime non fosse ancora vivo a scrivergli un bel libro, ma non si è detto che non ne prova nulla. Quei santi sulla neve mi se ne stai sul cuore. Sto io e sei anche un bel posto che dà sul canale su. Ma perché amato il più di più? Se un albero messo un fiantin di sparte per non torgere niente a nessuno. Alto, ma così alto, ormai più dei copie dei altari, dei casi intorno. E il gai fogge onde strette che pare a punta delle lance dei bantù. Testardo costrettaico domandare che senza poteria mai essere, mi sussa niente e tira dritto. Ma d'altra parte, se non che sei dopo te che gira intorno, che se corridria una mamma che chiama viene su, che ti dà da fare missione. Sto albero, è sempre solo, cosa gusto che fa, sei cresce. Al manco a guardare la salute e i campanieri col sole. Gisetta Pagini, avanti, qua in poltrona. Il suo
suo libro è L'oro del pensare, poesie in veneziano. Chi la conosce da tanto tempo, come la Giorgia, può presentarla meglio di me, perché io l'ho sempre solo sentita nominare e lei ogni tanto mi manda qualche lettera perché dice: mi sono abbonato a Teleacqua, ho fatto il rinnovo, bene, andate avanti, forza, coraggio, ma non seguiamo mai neanche a quello suo. Mentre la Giorgia può dire 2 parole di presentazione. Allora, in realtà io il libro lo vedo oggi per la prima volta. Però conosco Gigetta Pagnin, che trovate qua in copertina. Un mio pensiero è sempre quello che Gigetta sa: un libro se non gira non vive. Quindi sono stata ben contenta quando Michele ha detto va bene, la presentiamo in questo contesto. E con Antonella Barina ci siamo guardate e abbiamo detto: oddio, che cosa c'entra un libro con gli alberi? L'oro del pensare è una raccolta di poesie in dialetto veneziano, forse non c'entra molto, ci siamo dette. Poi Antonella ha detto: ma conoscendo Gigetta è una delle nostre più conosciute, decane della poesia. Ha scritto tantissime, ha già fatto parecchie raccolte, è sul territorio come poeta, ma anche come è stata assessore alla cultura, è stata coordinatrice, ha ideato i collegamenti fra le biblioteche, quindi è veramente dal punto di vista culturale una importante radice. E quindi abbiamo detto la grande quercia, l'abbiamo chiamata. Allora, come già avete sentito, Gigetta Pagnin viene da una cultura lontana. Già nel 1964 ha scritto una raccolta di poesie intitolata I borghesi agli agguati, una formazione politica di sinistra. È stata quindi assessore anche alla cultura del Comune di Venezia e ha sempre lavorato, diciamo, per il nostro territorio. Il borghese agli agguati, già dal nome si può capire la voglia di un riscatto dell'essere umano. Poi nel 73 l'Unione Donne Italiane ha pubblicato la raccolta Una tensione che dura, e quindi anche qui riusciamo a capire che cos'è questa tensione che dura, quello che c'è nel cuore di una donna che vuole essere portato avanti, una donna che è moglie, che è madre, che è anche cittadina. Poi dell'85 col Centro Internazionale della Grafica ha pubblicato, ripubblica Il borghese degli agguati insieme a Una tensione che dura, con altre poesie inedite al suo interno. Nel 40° della liberazione pubblica Resistenza, un canto civile. Ci stiamo avvicinando al 25 di aprile, quindi è anche importante ricordare questa raccolta dal titolo Resistenza. In realtà questo canto non è di questi anni qua, ma era già stato scritto 30 anni prima, circa negli anni 50, e poi ha visto la luce poi successivamente. Nel 70 è uscita il suo libro dal titolo Lampada, con la prefazione della poetessa Bianca Carozzi, e ci si pone di che lampada si tratta, cosa illumina, e la risposta ce la darà Gigetta, perché la lampada è il simbolo della luce interiore, la scoperta della propria duplicità. Noi siamo pensiero, mente, ma anche mente. L'ultima raccolta, Acqua, Donna, Poesia, e oggi con L'oro del pensare. L'oro del pensare è una raccolta diversa da tutte le altre perché è tutta in dialetto veneziano, che si compone di 7 parti con diversi titoli. La prima
parte di questa raccolta, porta il titolo del libro, proprio L'oro del pensare, e pagina 6. Direi che questi 3 versi che iniziano questa raccolta dicono: la poesia è l'oro del pensare, se non tutto saria ragionamenti, roba che pesa. I poeti presenti sappiano l'importanza della poesia che alleggerisce la vita. Adesso vorrei sentire Gigetta Pagnin, che abbiamo chiamato oggi come la grande quercia, proprio in questa giornata tu sei diventata una persona famosa, un albero. Io ero rimasta tempo fa con una tua ipotesi di pubblicazione di poesie dedicate alla tua poeta preferita, che è la... mi sfugge il nome, dimmi tu il nome. L'Emily Dickinson. Ecco. È ancora lì questa raccolta? Guarda che l'aspettiamo, Grazie. Ecco, perché se ancora è nel nido della grande quercia questa raccolta, la aspettiamo. E infatti, quando mi hai detto ho pubblicato un libro, aspettavo quello e mi sono trovata L'oro del pensare. Vuoi parlarci di questa raccolta? Sì. Io sono nata a Venezia e ci ho vissuto fino a 35 anni, sposata con 2 figli, quindi la mia lingua materna è il veneziano, che continuo a parlare, famiglia, con gli amici, e che è, secondo Luigi Meneghello, un grande poeta dialettale. È la lingua in cui la parola è cosa, non un ragionamento, cosa, vita, continuità del vivere. Poi, come tanti veneziani e veneziane, negli anni 60 c'è stato il grande esodo verso Mestre, ma io continuo a pensare di essere a Mestre, ma di abitare a Venezia, come le tante veneziane, tanti veneziani che parlano ancora il dialetto veneziano. Quindi, dopo le raccolte in italiano, ho sentito il desiderio di ritornare a Venezia e quindi ho scritto questo libro. Allora, io volevo dire questo. È suddiviso in 7 sezioni e avrei piacere di leggere una poesia per sezione, quindi 7 poesie. Però di ogni sezione tu ci spieghi il perché. L'oro del pensare. Abbiamo già, di questa sezione, abbiamo già sentito questi primi versi e sono chiari, esplicativi, diciamo, di quello che vuoi dire. Ci leggi tu la poesia? Acqua, donna, poesia e se sommeggia, dritto di lì affini e va e viene senza parole, senza confini. Quindi prendiamo proprio anche il simbolismo di noi donne, che non vorremmo confini, dateci dai maschi. Con l'acqua che va dove decide di andare
e la poesia che scaturisce in ogni luogo. Seconda sezione, mamma e figlia. Scegli 12. Io sono nata e vissuta ai Tolentini, vicino Piazzale Roma, poco distante la manifattura tabacchi, la fabbrica del cotone, e i miei genitori avevano un negozio di alimentari, El Biavarol, proprio in fondamento dei Tolentini. E mia mamma era in bottega come tante donne tuttora doveva fare 2 lavori, dentro e fuori casa, tanto che mi è venuto da chiedere cosa ero un uomo disoccupato. È un uomo che non lavora. E cosa è una donna di casa? È una disoccupata che lavora. Allora, mia mamma, come ti vedevo scura in viso, che ti dicevi brutto cattivo, come ti vedevo stracca e di spada, che ti dicevi sono savariata, come ti vedevo sbattua e soia, che ti dicevi chissà che mora, come ti vedevo così e così, sentivo un groppo dentro di me, sentivo un groppo e non capivo sta vita dura, sto gran fastidio di correre sempre di qua e di là, di tender tutto e tutto ci appare, i fiori, la casa, il banco, il marito, con tutte le robe che gli vendrio. Ma a volte, di tanto in tanto, si spalancava come un incanto, con la bottega e già era vuota, e noi veniva a crompar roba, ti scrivevi sulla carta da risi e mi dava bocciavo i tuoi sorrisi, che già era un solo in te a bottega, mamma poeta, mia mamma vera. E continuiamo allora questo percorso di questa bambina che ha osservato la mamma con la terza sezione intitolata Amorosi. Amor de donna, il respiro se fa rotto con l'amor ne tira sotto, e neanche a me non so più dire dove mi trovo, e mi viene da pensare che quella forza che fa star suso il mondo la sia lì stessa che non mi fa cascare fuori di me. Ridemo soffregai e com'eso di spai venimo su da tutto quel savaggio e quegli affanni, i nostri vasi se fa un fiato più umani. Sempre un percorso al femminile,
con la quarta sezione, Donne della volta. Al mercato. Un tempo le donne al mercato e mi faceva peccare e girava tra i banchi dei venditori, ma mai che se comprasse qualcosa per loro. Una poeta disegnata a fiori, dov'hai leccini finti da mettersi alla festa? No, solo seue, patate, radicchio e al grana che costa manco che te la bottega. Ma la camisetta pare fia sì ed è pura seta. Se qualcosa che avanzava in fondo alla borsetta, un par di sabatei con la schioia dura, pieno di gusto a sabatar per casa e che mai non si fuori. Sezione quinta. Le donne se cambiare, ma il mondo è vede? Cosa che fa la donna? Cosa che fa la donna? Cosa che è la donna? Cosa che avoria la donna? E avoria in ogni terra darsi all'amore, restando intiera. Sono d'accordo, questo è quello che vuole la donna. Anche Venezia è una donna, anche se dicono che è un pesce, però Venezia è un nome femminile. Sesta sezione. Coccai. Fermi sue bricole, una parola mi guarda il mare, che piano si muove intorno. Mi vorria poter svolare, ma non può fa massa freddo, che basta di guardarsi intorno con fai filosofi, caligo fisso, non si vede una larga distanza e Venezia, sedendo è lontana, una storia Poi mi piacerebbe sapere perché l'ultima sezione di questo libro è intitolata Morsegar. Dopo tutto questo percorso che ha fatto la donna, termina con questo morsegar. Cosa voleva dire? Sì. E poi leggerò cosa voleva dire. Va bene. Dialetto. A volte il te scavissa, altre volte il te caressa, e il dialetto sceto, e se si inrabbia è il morsega.
Marghera anni 50. Devo dare una piccola informazione prima. Agli azzurrati della Montecatini, gli operai tenevano a morbiallargli un canarino che quando chiudeva gli occhi scappavano tutti. È il canarino. Anche in miniera. La stessa roba. In miniera che aveva il canarino. È il canarino, quello osetto che tutti conosciamo, zaino di pene e scetto di becco. Ma forse non sapevamo che in certe fabbriche di Amaura, cocò paloccio e canarino vuol dire che poi crepati che avuta. Io direi che abbiamo concluso. Allora, intanto ringraziamo la Duchessa. Lo trovate anche alla Feltrinelli se volete. No, da Feltrinelli. No, dove? Dove? A Venezia, che è edito dal Centro Internazionale della Grafica di Venezia. Perciò dove si trova? Proprio la casa della venezianità che resiste a questa mutazione di Venezia che non è più quella, per fare un esempio, dei bambini che sui campi, sulle strade, sui ponti avevano i loro giochi e non se ne vede più uno giocare. Venezia, come sappiamo, è diventata la città del turismo e la Venezia di un tempo, quella del vicinato, quella che ci si salutava da una finestra all'altra, quella non esiste più. Allora, dov'è il centro della grafica? La grafica è che campo è? Quando si è in campo alla Fenice, ecco, si passa, ci sono due strade, una a destra che va verso San Marco e una che passa proprio davanti all'Ateneo Veneto e che porta in porta proprio dove c'è un vecchio palazzo veneziano e lì è la sede della grafica di Venezia. Allora, questo incontro di poesia termina qui, però l'appuntamento è fra un mese, domenica 19 maggio, che piova, che sia bel tempo, alle ore 17 il tè c'è sempre, i biscottini anche, poi c'è Fiorenzo che presenterà il suo viaggio a Santiago de Compostela. Se non ci siete già stati vi farà voglia andarci, ha fatto un libro su questo, portane un po' di copie del libro. E un viaggio in Palestina. E poi c'è anche un viaggio in Palestina perché una coppia che sono la Giovanna Bavolo e Carlo De Biase mi hanno chiesto, presentiamo il nostro viaggio, non è un libro il loro, ma è un viaggio sempre con delle diapositive che sarà presentato di seguito. Tutti e due hanno un contenuto forte, tutti e due hanno una sostanza non così da svago e basta, insomma, no? Anche se sono diverse le cose. Questi incontri di città, incontriamo in città aperta, si concludono con questo del 19. Prima, il 5 maggio, vedete qui c'è un appuntamento per chi è interessato alle questioni del biologico eccetera e ci sarà qui un sacco di agricoltori biologici e gruppi di acquisto. Quelli sempre qui, sempre di domenica 5 maggio alle 5 del pomeriggio. Il tè è assicurato sempre, poi si vede cosa rimane, dipende anche da voi se portate quei libri che sono lì, soprattutto gli autori. E ci scusiamo ancora con la Roberta e con la Anna, come si chiama? La Maria Carla, ma faremo una nuova. Però quei libri lì, gli autori soprattutto prendeteli, non serve che ci diate 100 euro, basta una piccola offerta, non lasciamoli lì perché devono girare. Grazie Gigetta.